Sì. Fa la partita, questa è la nuova sigla. Oh, benvenuti Minfan Friuli Venezia Giulisti e Minfan Venetisti. Mi stavo incartando, ce l'ho fatta. Benvenuti a Osteria puntata 0002. Abbiamo appena sentito la meravigliosa sigla iniziale, la Pixel Picker Polka di Kevin MacLeod, penso che si dica così. Purtroppo non abbiamo potuto sentire la nostra prima sigla, quella della prima puntata, perché rischiavamo di infrangere dei diritti d'autore. Però secondo me, e anche secondo Dave, no? Mi confermi, che la mazurka del buon vino di Consuelo e Isabella rimane sempre la più bella, rimane nei nostri cuori, esatto. Chissà, magari un giorno... parla di vino. Esatto, ed è più vicino a noi, insomma, no? E magari un giorno chiederemo una collaborazione, chissà. Vabbè, io faccio la piccola premessa velocissima, stavolta sarà più corta rispetto alla prima puntata, però la devo fare. Cos'è osteria? Wikipedia scrive: l'osteria è un esercizio pubblico nel quale si serve prevalentemente vino e in alcuni casi cibi e spuntini. Ben presto divennero anche luoghi di incontro e di ritrovo, di relazioni sociali. Il vino era l'elemento immancabile intorno al quale giravano il cibo, le camere da letto e la prostituzione. E come abbiamo già detto, non vogliamo evitare questi ultimi due punti, ma vogliamo creare un punto di ritrovo e di discussione easy, senza paranoie e in scioltezza. Chi siamo? Io sono Greg, presidente del Mifan Club del Friuli Venezia Giulia. Con me c'è Davide, Dave, per me, presidente del Mifan Club del Veneto. Sì, dopo ti passo la brocca. Siamo due osti, ubriaconi come voi di tecnologia. Abbiamo questa osteria perché ci piace bere e parlare con gli amici. Questo l'avevo scritto perché sennò me lo dimenticavo. Le regole... Le regole, non ci sono regole, siamo in una... Anzi, è osteria, quindi basta essere educati, non accavallarsi, insomma, stupidaggine del genere, ma già l'altra volta, insomma, abbiamo visto che siamo bravissimi. La intro l'abbiamo fatto, adesso posso morire felice e passo la brocca a Dave. Bene, allora, che dire, abbiamo visto l'ultimo evento che Xiaomi ha presentato i nuovi prodotti, nuovi Redmi, sì. La famiglia Redmi Note 9, e inoltre ai telefoni abbiamo visto le nuove TV che saranno commercializzate in Italia, le abbiamo già viste in Europa e, scusate, le abbiamo già viste in Spagna, poi abbiamo visto le 8 nazionali, ovviamente mi sa che nessun altro avrà più sentito o pensato a quello che Davide stesse dicendo in quel momento, e dopodiché il Mi 10 Lite, se non vado errato. Purtroppo la live me la sono persa perché dovevo lavorare, quindi purtroppo. Potevi studiare, ma non l'hai fatto, va bene. Esatto. Quindi di fondo la scaletta per oggi è la famiglia Redmi, le TV, poi se abbiamo tempo magari parliamo dei monopattini e qualcosa del genere, insomma sul buona mobilità. E soprattutto la diretta alle 8, insomma, si va in trigger, anzi no, si va in... si blocca tutto. E osteria.exe ha smesso di funzionare. Esatto. E niente, quindi allora io direi, intanto vediamo che online ci sono tanti bei ragazzuoli, c'è Nicola, c'è Riccardo che già conosciamo, poi c'è un nuovo acquisto, c'è Surgame.igp. Non so, io l'ho detto tipo in inglese, che cacchio ne so. Che è un robot, come stiamo ascoltando in questo momento non ti sentiamo, quindi sei un robot per noi. Perché? Sistema il tuo problema, noi andiamo avanti, poi c'è il mitico Toraz con la sua tastiera pasticcio di ragù su Telegram, sì, con la sua mitica tastiera Brown Cherry, se non vedo che sta scrivendo. Sta Buonasera. Faccio io il rumore perché non si stava sentendo il rumore. Va bene. Ok, quindi come stavamo dicendo, andiamo al punto. Intanto ci sentite tutti, no? Sì, certo, ci sentite tutti. Bene. Ho letto un articolo su Counterpoint, tutto in inglese, cioè sono veramente bravo, del 25 maggio,
dove dice proprio una cosa importante che secondo me potrebbe essere una intro per il discorso della famiglia Redmi, della famiglia Redmi 9, no? Redmi Note 9, anzi no, Redmi 9. Praticamente loro fanno vedere in questo articolo che nel primo quadrimestre del 2019 il telefono più venduto, più o meno, era il Samsung Galaxy Note 9. Poi a seguire c'era con... perché così? Perché poi c'è il Samsung Galaxy S10, poi l'S10 Plus, eccetera, eccetera, a seguire sempre Samsung. Poi dopo, questa è una top 5, scusatemi, non ho fatto la premessa giusta, è una Samsung top 5 selling devices, quindi parliamo solo dei telefoni Samsung. Poi però nel primo quadrimestre del 2020 il dispositivo più venduto è l'A90 5G e poi un Samsung Galaxy Note 10 5G. E a seguire poi la 30, la 50, eccetera, eccetera. Tutto sto pippone, perché ve lo voglio dire? Perché significa che la gente sta cambiando idea, cioè sui dispositivi. La gente non ha più voglia di spendere soldoni in flagship o finti flagship, insomma, da 1.000 euro. Mi spiace dirlo, ma è così. Faccio un po' il polemico oggi, così magari vi alimento, vi do benzina sotto i piedi. Sul fuoco. Esatto. Quindi praticamente la gente vuole spendere giusto, però vuole anche dei dispositivi particolari, cioè insomma che siano particolari, che abbiano quel qualcosa in più, però che non vadano oltre una certa soglia di soldini. Niente, perché dico questo? Perché infatti diciamo che la famiglia Redmi Note 9 Pro, Redmi 9, eccetera, eccetera, sta proprio a indicare questo, cioè la gente come si dice, tira su le antenne quando c'è la presentazione di questi dispositivi di fascia medio-bassa, no? E quindi, Che prima poi di è parlare... l'utilizzo che più o meno ne fanno tutti, cioè non serve avere un top di gamma per poter fare delle telefonate, a meno che non sei lì Esatto. basato di turno. Esatto, cioè ci sono tante persone che vogliono giustamente il telefono top perché magari sono appassionati, vogliono il massimo, eccetera, eccetera, però in linea di massima quelle persone, questo articolo dice proprio questo, che quelle persone che puntavano a quello adesso vogliono qualcosa di più facile come prezzo, più abbordabile, che però abbia quel qualcosina in più, magari non sarà il top della fotocamera, magari non avrà il 5G, magari punterà sul 4G, però insomma ci sono delle rinunce, però comunque vogliono qualcosa di non troppo costoso, forse magari per cambiarlo, forse perché è inutile negarlo e mentirsi a noi stessi, insomma il periodo col Covid porta insomma dei dubbi, delle incertezze e quindi magari la gente non vuole spendere troppi soldi in questo periodo, no? Tu che pensi, Dave, di queste cose? Cosa penso? Che io, cioè partiamo sempre dalla premessa che se siamo qui è perché siamo tutti fanatici, amanti del brand Xiaomi. Ah, per forza! E quest'anno con il fatto che è uscito questo Mi 10, Mi 10 Pro a un prezzo esagerato, magari per alcuni va bene che ci può essere la campagna marketing, visto che abbiamo messo la Leotta e Ivan Leotta? Ok, la smetto. Vai avanti. Questa è la canzone di sottofondo quando ci sarà il momento tra me e la Leotta. Tra 40 anni, quando ormai la Leotta sarà decadente. Comunque adesso Però... sembra che voglio prendere in mano la situazione e fare la prima donna, però io posso dirlo di aver, tra virgolette, conosciuto, toccato, nel senso meno, sì, insomma, più pulito del termine, più... sì, ho conosciuto la Leotta, l'ho conosciuto a un evento, non posso dire quale evento, però l'ho conosciuto. Ma non ti ho salutato. No, ci siamo presentati, ti giuro, ci siamo conosciuti, insomma, naturalmente ho avuto 30 secondi. lavato la mano. È vero, sì, sono stati 10 giorni che non lavate le mani. Comunque 30 secondi di, insomma, com'era, i golden moments sono stati 30 secondi che ho parlato con lei e posso dire, non so se questa cosa la censurerò, ok, vabbè, è formosa, c'è una bella ragazza, tutto quello che volete, ma la cosa particolare è che lei è una bottiglia di Coca-Cola, cioè nel senso c'ha una vita che saranno tipo un telefono Xiaomi, un Redmi Note 9 Pro, ha una vita così. Quindi la differenza tra la parte superiore, avete capito a cosa mi riferisco, e la parte inferiore, avete capito a cosa mi riferisco, è sostanziale. Quindi fa veramente impressione. Tu la guardi e tu dici, ah, così. Okay, vabbè, basta. Il leone
Sì, come il leone della Esatto. del famosissimo brand cinematografico. Comunque siamo totalmente fuori off topic a quello che avevamo detto. Vabbè, ma comunque mi hai interrotto tu, volevo dire. Hai ragione, però quando si parlava della Leotta mi sono perso. Dai, ritorniamo in disco. Comunque diciamo che il prezzo del Mi 10 è comunque lievitato e non molti sono contenti di questa scelta. Mhm. E quindi ormai si punta, facciamo finta ci si accontenta della serie Redmi, della serie Redmi Note, perché comunque la serie Redmi è ancora più economica. O magari degli Certo, altri centinaia di dispositivi che usciranno durante l'anno, non si sa. sì, no, certo. Certo, però capisci che per un uso che fa l'utente medio non vale più la pena spendere quei 1000 euro punti su qualcosa che ti dà, diciamo, le stesse prestazioni, però comunque cioè, hai un telefono in mano, dici cavolo, il telefono comunque va bene, fluido, viaggia, va bene, ci può essere qualche latenza con l'845, però finché fai quelle operazioni base, Qualche laghetto, poi qualche cosa, però ci sì, sta. sì, Diciamo che è un poi- telefono furbetto perché alla fine ha tutto, cioè ha ancora la porta infrarossi, il jack, una mega batteria, cioè hanno tantissime cose che piacciono un po' tutti. Dall'indiano di turno non ridere, perché io so che già qualcuno di nome Toras sta ridendo. Comunque gli indiani saranno felici perché hanno tutto quello che vogliono per moddarlo, insomma, eccetera, eccetera. E poi di fondo però ha tutto quello che serve, no? In un certo senso le foto le fa bene, magari non saranno a livello del Mi 10, quello che è, però le fa bene, non potrai sì, avere dei esatto. video stabilizzati in 4K o in 8K a 60 frame per secondo, ma solo a 30, 4K a 30. Sono dei piccoli compromessi che tu scendi col telefono. Esatto, caro mio oste, nonché collega, nonché socio, esatto, extra life per te. E quindi, insomma, sì, quindi ci sta. Qualche nostro socio vuole dire qualcosa sul Redmi Note 9, 9 Pro? 9S. E... Ma io solo una cosa non ho capito di quella lista. Sì. Adesso noi stiamo facendo i confronti che la gente vuole spendere il giusto per avere non il top, ma qualcosa che gli duri comunque con il tempo. Questa era la mia polemica. Ma Dai. come seconda lista della Samsung non avevi detto che c'era il Note 10? Right, certo, sì, il Note 10, ovvio che non è proprio un cambiamento, almeno stando all'articolo, non è un cambiamento così epocale, no? Perché alla fine la differenza è nel giro di un anno, primo quadrimestre 2019, primo quadrimestre 2020, quindi loro dicono è una sorta di tendenza, il fatto stesso che la 90, seppur sia 5G, quindi sia salito sia al primo posto, e il Galaxy Note 10 che prima era, non mi ricordo adesso, comunque al secondo posto vuol dire che sta scendendo e che la 30 sta salendo, c'è una controtendenza, quindi non è ormai, come posso dire, non è che nel giro di un anno c'è un capovolgimento di fronte, però c'è una certa tendenza che sta a significare questo, che la gente vuole dei dispositivi medi, tipo la 90, però che però abbia il 5G e quindi vuole spendere poco, ma vuole comunque qualcosina smanettona da provare o comunque tecnologicamente avanzato, no? Ti ho risposto? Sì. Sono stato bravo, no? No. No, perché uno qua ha detto... Chiaro. No, io ho sentito che ha detto... Va Mm, bene, quindi... si vede che ha studiato Kino, eh? Ah, io mi sono letto solo quell'articolo di tutta la settimana, poi Ah. basta. Va bene, quindi insomma Però è abbiamo... l'articolo giusto. Esatto, quindi adesso Pensare mi sono distratto. Parla. che quelle piccole, cioè tu paghi tanto un telefono top di gamma, però anche come aveva detto prima Dave, cioè quelle feature che tu vai a perdere, cioè non è che siano queste feature granché secondo me. Sì, Sì, è vero. esatto. Tu risparmi 200 euro, hai un attimo una fotocamera un po' peggiore, però per fare la foto ai nipotini che crescono è anche troppo avere una fotocamera così secondo me. Di fondo lo sappiamo, no? È sempre lì, dipende cosa ci devi fare tu.
Cioè, nel Esatto. senso, se io devo fare la storia su Instagram dove faccio vedere che sono nati i pulcini, ma che esempio sto... Vabbè, comunque sono nati i pulcini sul balcone, mi basterà una 1080, cioè una risoluzione 1080 a 30 frame per secondo stabilizzata elettronicamente bene, e quindi Redmi Note 9 Pro ce la fa, piuttosto che appunto un Mi 10 che magari riesce a farlo in 4K o in 8K stabilizzato. No, anzi, Che 8K poi mi tra sa che l'altro non è neanche Instagram ti toglie stabilizzato. la qualità. Esatto, è proprio quello il punto. Poi magari comunque ci sta l'applicazione che te lo ti Con un po' di abbassa intelligenza la qualità. artificiale. Esatto. E quindi insomma, esatto non è vero perché non ho sentito cosa hai detto, però ho detto esatto. E quindi però se tipo devi fare un video fermo, come è successo che ne so anche a Davide che doveva fare un time lapse di Venezia per Xiaomi, e se tu ti metti col cavallettino naturalmente della Xiaomi, ti metti lì col treppiedi fermo, puoi comunque utilizzare l'8K o il 4K, no? Seppur non stabilizzato. Bisogna scendere a dei compromessi, è normale. Io vi dirò che insomma, ah no, aspetta, quindi c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa sulla famiglia Redmi sempre? D'accordo, non è d'accordo, è stufo? E li puoi trovare su Amazon. Forse mi sentite adesso. 49. Sì, adesso ti sentiamo. Benvenuto a Vabbè. Surigame.igp. Che insomma, Ok, tanto che Garga però- mi conosce, sono il più vecchio Sì, di tutto il gruppo. Il più vecchio di tutto il gruppo. se no, puoi sono mettere veronese. il microfono un pelino più basso, se riesci, sono tranquillo. Aspetta, vediamo un attimo che... Senza problemi. Intanto come ti chiami? Se vuoi dire Andrea, ok. ok. L'IGP è perché faccio parte di una SD, videogiochi online, Ah, ok. che stiamo nel settore ormai da 4 anni e abbiamo una squadra che gioca in Serie A, Rainbow Six, non so se conosci. Sì, conosciamo Ecco, tutti. Dai. stiamo facendo il campionato italiano, quindi siamo secondi, anzi. Cioè, Dave, abbiamo un VIP, insomma, oggi. Tanta roba, ragazzi. Diciamo che sono partito da distante, il mio è un Redmi Note 7 e sinceramente con la presentazione del 9 Pro sono interessato moltissimo a farlo. Uh-huh. Mi piace tutto quanto un po'. Sai cosa manca? E ho già scritto qualcuno che aiuti ad usare le fotocamere, nel senso ognuno fa di sé qualcosa per fare le foto, naturalmente non c'è una buona linea guida a seguire, si apprende un po' da tutti i canali fare le foto, magari fare le foto in notturna, però se ci sarebbe anche una guida un po' per usare questi telefoni non sarebbe male. Allora, Parte guarda, anche... adesso guarda, ti faccio un Metal Gear Solid, anzi un altro, perché ti do una info che potrebbe essere utile agli altri. Ti posso dire che il canale di Sconticina, credo, non sono sicuro, credo che abbia adesso, proprio dalla settimana scorsa, proprio la presentazione del Redmi Note 9 Pro e 9, credo che sia nata una collaborazione tra di loro e prossimamente Marco di Sconticina farà proprio un video speciale su come utilizzare al meglio le fotocamere. Comunemente in passato è sempre stato fatto da grandi, insomma, da professionisti nel settore, no? Da fotografi, insomma, di questo genere qua, che facevano vedere come utilizzare al meglio la fotocamera, però lo facevano un po' in una maniera magari, fatemi passare il termine, dato che siamo in osteria, più fighetta, no? Cioè, insomma, facevano vedere la cosa. Esatto, meno street life, insomma, no? Street tutto. Invece penso che prossimamente, poi casomai comunque ne parleremo in seguito appena uscirà il video, penso che proprio Marco di Sconticina penso che potrà fare veramente il video giusto e rispondere alle esigenze come quella che dici tu, di utilizzare in modo facile e veloce la fotocamera e al meglio, no? Che se l'arrivo dell'altro giorno della presentazione delle TV penso che l'aspettavamo tutti quanti, perché seguendo un po' i canali qualcuno l'aveva già provato in casa, aveva provato il 42 sembra, il 55, adesso con l'arrivo del 65. Dimmi tu. Esatto, adesso Andrea verrai ucciso per questo spoiler che stai facendo no, sto scherzando. No, ne parliamo dopo seguo della TV. tutto quanto quello che è Android. Ho avuto la fortuna, seguendo il venduto
Yeah. No, non è vero, in realtà ho partecipato alla... Raccomandato. No! Anzi no, non ce l'ho un no. Aspetta, ce l'avevo un no. Niente, no, non ce l'ho. Vabbè, comunque, anzi, ti faccio un... Ecco. Io, grande lui. Insomma, ho partecipato alla Provami della Mi Community e mi hanno spedito in anteprima la Mi TV 4S 43 pollici. Se vai sulla Mi Community puoi trovare proprio la mia recensione. Ho già capito, allora. Esatto, ho avuto modo di provarlo, quindi sono stato veramente fortunato a farlo in anteprima e mi è piaciuto tantissimo, con i suoi pro e i suoi contro. Comunque sono obiettivo, perché comunque sono un fan e quindi troverò sicuramente un negativo, una cosa negativa e una cosa positiva. Però dopo ne parliamo, adesso intanto continuiamo a parlare. Comprata. Esatto, tu hai vinto telefoni, insomma, con la mia community, quindi non ci lamentiamo. Quindi, no. No, io l'ho comprata la TV comunque. E ho comprato i telefoni. Allora, come la mettiamo? Non è mai capitata sta fortuna. Ma sai, è come il detto, no? Chi non risica non rosica. Abbiamo provato, ma niente da fare. Ah, ti eri iscritto al Provami? Sì. Beh, comunque ti posso dire, secondo me bisogna provare, perché anch'io sono stato fortunato, onestamente, perché se avessi vinto il Provami delle valigie, non è che sarei stato così tanto felice. Però ho avuto veramente la fortuna di provare le TV. Ma quanti vincitori ci sono? Dipende, penso da quanti dispositivi barra oggetti, in questo caso tipo, che ne so, appunto le valigie abbiano a disposizione per la community, no? Quindi mi sembra, che ne so, l'altra volta erano tipo le strisce LED, erano una decina. Adesso non voglio dire una stupidaggine, però erano una decina e quindi hanno partecipato 10 fan, no? Quindi di fondo Redmi Note 9 col sensore dietro, col sensore di impronte dietro, un po' più tranquillo con il MediaTek, quindi non ha una grandissima potenza, insomma, rispetto agli altri, con 3 GB di RAM, eccetera, eccetera. Poi c'è il 9S, che praticamente sarebbe il 9 Pro, però senza l'NFC, e con un sensore, correggetemi se sbaglio. Esatto, posto lateralmente, con anche sensore di immagine, insomma, il sensore della fotocamera un pelino, perché mi sembra che il Pro ce l'ha da 64, esatto, e 48 l'S, esatto, queste le sostanziali differenze poi sono praticamente uguali. Ma cambia anche la risoluzione. Il Redmi 9 Pro fa 9238 x 6928, mentre l'S fa 8000 x 6000. Adesso o hai studiato o stai guardando spudoratamente adesso vabbè, ok. Ho la funzione confronta, quindi non scampo. Il doppio monitor, al doppio monitor come gaming. C'è anche il Google Glass, insomma. Va bene, insomma, quindi io vi dico una cosa. La butto lì, attenzione. Aspetta, vediamo se riesco a trovare. Vado. Ragazzi, io il giorno della presentazione, anzi il giorno dopo, ho comprato su Amazon il Redmi Note 9 Pro. Tu direi, ma come? Ma perché? Ma come, Greg? Ti conosco da anni, tu hai sempre voluto il top, il massimo. Io quest'anno voglio provare ad avere un medio-basso gamma. Secondo me è medio alto. Sì, sai, infatti medio alto. È che se lo confronti magari al Mi 10, no? Però effettivamente più avanti usciranno altri modelli che saranno in realtà più bassini. Insomma, comunque, definitelo voi. Comunque io l'ho comprato perché voglio provare proprio a fare questa madonnare quando non funziona. Può essere, non lo so, voglio vedere proprio questa cosa, quindi lo prenderò. Sicuramente il sensore laterale è molto comodo. Sì, perché cioè solo tu, ricordiamo questa cosa, che solo tu nel mondo adori il sensore di impronte dietro al telefono. No, io in realtà lo preferisco laterale, come i vecchi Sony. Ok. Essere sincero, vai. Dietro in questi giorni sta dando dei problemi, nel senso che devi mettere i guanti per entrare in qualche cosa, ti arriva qualcosa, una telefonata, devi sbloccarlo, devi toglierti i guanti per sbloccare l'impronta. Cioè sul lato che sul davanti dici che sul lato deve sentire per forza, deve trovare si dice una specie di compromesso. Boh, ma che poi metti il pin.
Sì. Anche sotto lo schermo devi toglierti i guanti, cioè, quindi a prescindere adesso i sensori di impronte da fare. Però dal 3 forse i guanti e le mascherine non si useranno più. Fuori. Sì, Speriamo, così cioè stiamo facendo tutte le così cose. dice il Veneto. No, il Veneto dice da domani senza mascherina in luoghi aperti, ma se sei al chiuso sì. Quindi dovrei comunque girare con la mascherina. In Friuli si sentono solo rumori di bicchieri che brindano e basta, quindi se siete d'accordo finiamo il discorso Redmi Note 9 Pro, Redmi, tutta la famiglia Redmi, quindi possiamo finire dicendo che tutto quello che vuole un nerd, sento qualcuno che fa casino sotto, attenzione, vediamo chi è che lo bacchetto subito, non ho niente paura. Esatto. Tutto quello che vuole un nerd, quindi che ha un budget modesto, cioè giusto, insomma, jack 3,5, la porta infrarossi, l'SD espandibile, la batteria è enorme, quindi le uniche rinunce che ha sono l'AMOLED che non ha, che è un IPS, e il refresh rate a 60 Hz, che naturalmente queste cose le avremo fra 2 giorni e mezzo, fra un paio d'ore uscirà. No, scherzo, però, c'è già in porto il Redmi 10 e 10X che quello però è per il mercato cinese, però nulla toglie che fra 10 minuti magari troveremo qualche notizia su esatto. Va Quindi bene. qua stanno sfornando, poi torniamo sempre al discorso di prima, che si saturerà il mercato e ci saranno troppi device e l'utente non sa quale scegliere, troppe piccole differenze tra uno e l'altro, soprattutto vedi 9S e 9 Pro. Però io qua difendo la mamma Xiaomi, alla fine il mercato sta dimostrando che questa strategia va bene, no? Alla fine saturi con milioni di modelli con piccole differenze e tu troverai quello che dice vabbè dai, per 50 euro in più prendo il Pro, l'altro che dice no io prendo quello che costa di meno, l'altro che dice no io per risparmiare 30 euro piuttosto me lo faccio, capito? Se voglio togliere una cosa, col lancio del 9 Pro e il 9 hanno un po' aiutato tutti i medio solo telefoni, nel senso, quando è arrivato fuori il Mi 10 e poi io sono andato anche online sui 100 che sono stati sorteggiati, la gente era scontenta del prezzo hanno passato e quindi si sono sentiti un po' presi per il può dire, perché erano abituati a una puoi dire no perché poi devo censurarlo io, scherzo nel senso erano sempre abituati a una fascia media anche per un prodotto top. È vero. E poi si sono ritrovati con un telefono che è fantastico, non è niente da dire, è un telefono fotocamera, nel senso tu hai una macchina fotografica in mano, può dire questo. Ho visto le caratteristiche, un po' le foto e tutto il resto. E adesso hanno sentito un po' tutti quanti che si sono lamentati, quindi si sono portati su questo prodotto in modo da acquisire ancora quei fans che forse si stavano perdendo perché volevano passare al Samsung e quelli che stanno venendo. Precisamente io resto qua, non voglio cambiare, aspetto piuttosto 6 mesi, un anno, qualcosa di buono arriva ed è arrivato per il momento. Sì, è andato via. È la mia idea questa. No, io la rispetto e concordo con te e penso che anche l'altra volta nella prima puntata abbiamo parlato proprio di questa cosa qua, proprio di questa sorta di... sembrava come se fosse una sorta di tradimento da parte di Xiaomi nel iniziare a fare dispositivi di fascia alta, però poi, ti ripeto, ne abbiamo parlato nella prima puntata, tutti quanti abbiamo detto... Esatto, abbiamo parlato... Redmi. Non stiamo parlando di Xiaomi, stiamo parlando di Redmi, che comunque sia una branca di Xiaomi, però non è Xiaomi. No, aspetta, adesso Andrea si riferiva al Mi 10, che i prezzi erano alti, e l'altra volta dicevamo che l'altra volta dicevamo che appunto col fatto che era uscito, era il primo dispositivo con il 5G, con l'845, insomma, che fosse il flagship, quindi era inevitabile che uscisse con un prezzo alto. Però appunto Xiaomi non manca Xiaomi a fare 8.000 dispositivi al secondo, quindi giustamente ha recuperato subito con una decina e quindi farà sicuramente felice tutti in base anche al budget, perché lo sappiamo, è importante, è una cosa, il budget è fondamentale anche per più o meno dare la possibilità a tutti di acquistare un dispositivo
buono, con di alto livello, insomma, di qualcosa. Dammi ragione. Non so. No, ti lascio parlare perché la tua voce è suadente, quindi... Oh, devo fare ripartire di nuovo. No. Siamo Io a direi quello... di... Vai, parla Andrea, scusami. No, dico, magari adesso stiamo divulgando qualcosa sui telefoni, magari lui voleva passare all'argomento dopo, adesso io mi... No, vai tranquillo, se vuoi dire qualcosa basta che lontani il microfono, No, perché però sei tu troppo virile col tuo microfono. uso per fare, quindi settato su sistema. Adesso vai e vieni. Ok, aspetta, no, così posso esserci. Sì, sei molto affascinante. Così. Allora, Ok, Toraz, dai. vuoi dire qualcosa tu intanto? Scusami, noi ti Abbiamo già detto un sacco di robe sul Redmi Note. La banda No, 20. vabbè, scusa, ti abbiamo annoiato. Lui secondo me sta aspettando che parliamo della Diletta Leotta. Sì, esatto, ero qua apposta. Ecco, quello che mi dà più fastidio è che gli hanno mandato il telefono a casa. Cosa serviva? Per fare la diretta? Marketing. Esatto. Ha fatto anche Per fare la diletta. Allora, esatto. Infatti il più bel commento che ho letto è stato proprio quello. Quando ha fatto l'unboxing ha scritto unboxing in diletta. È stato fantastico. Cioè, un dispositivo E cinese. poi detto da un cinese fa ancora più ridere. Esatto. È stato meraviglioso. Razzismo puro e luoghi comuni e stereotipi alla grande, però dai, stiamo scherzando. Lido. No. Un po' questa io ho detto, Maria, grazie. Non si può sentire. Va bene. Oh, scusa. No, tranquillo, hai ragione. La banda 20. Vabbè, secondo me Qualcuno che deve la essere Diletta la banda Leotta avanti. ha la banda forte. Comunque devo aggiungere una cosa, ma come al mio solito, mi infilo sempre alla fine. Xiaomi sta facendo quello che ha già fatto Huawei, quello che ha già fatto Samsung, soprattutto Huawei. Se vi ricordate la prima Huawei, dispositivi sì, buoni, a poco prezzo, poi è arrivata, mi pare, col P8. Ma intanto, parentesi, 500. sta parlando Riccardo. Rick99. Okay. Sì, scusami. Esatto. Vai. Cioè che Huawei, Xiaomi sta facendo quello che ha già fatto Huawei. Cioè proprio paro. Se vi ricordate quando è uscito il P8, stessa roba. Sì, però mi pare che Huawei fosse sul mercato italiano già da molti più anni rispetto a Xiaomi. Xiaomi li ha realizzati in un anno, o in un paio d'anni. Allora, Xiaomi, diciamo che anche se non vendeva ufficialmente, sapeva già di avere una base solida in Europa. Huawei invece no, quando l'ha fatto. Quando è entrata in Italia Huawei, praticamente non la conosceva nessuno. Xiaomi invece è entrata che già tanti la conoscevano. Che è la stessa cosa che ha fatto OnePlus, insomma, partendo con... Sì, ma tanti lo conoscevano comunque perché, comprando in Cina lo riuscivano a comprare a un prezzo top di gamma a prezzi decisamente più bassi rispetto a quelli che era il mercato europeo. Dai, la stessa strategia di OnePlus, insomma, sì. Io lo ripeto, c'è una cosa che... Sì, parti, cioè, la strategia è sempre più o meno quella, parti così, no? A prezzi bassi, entri un po' così, ti fai il tuo zoccolo duro, chiamiamolo così. E attenzione alle parole che poi devo censurare tutto. No, scherzo. Soprattutto con a fianco al nome e poi entri nel mercato. E come lo fai? Saturi. Saturi. Questi accenti del cazzo. O anche saturi, volendo. E saturi il mercato. Io stavo pensando, cioè adesso mi torna in mente questa cosa del 50 euro. No? Mia sorella si è appena comprato il telefono, ha preso il Redmi Note 8. Ma, tra virgolette, mi chiedeva, ma prendo l'8 o l'8T? E io ero lì che guardavo e mi dicevo, qual è la differenza? Prendi quello che costa meno alla fine. Ha preso l'8. Però se serviva avesse l'NFC e l'8. Esatto, se serviva l'NFC, magari a tua sorella... Mia sorella ha 15 anni, che cacchio gli serve l'NFC per pagare? Magari mette la carta di credito di tua madre. Fighissimo, sto sentendo degli effetti sotto tipo alieno. Ma chi è che sta? Il dentista. Allora, Sir Game, Andrea, stacca un attimo, esatto, perché per un attimo è entrato il tuo dentista in chat.
Allora, cioè, ovvio, Diciamo tua che questa è la sorella... fase 2 di Xiaomi. Esatto. Sì, Ma, però tua La sorella... fase 3 sarà, la fase 3 sarà quella e la fase 3 sarà quella di essere un po' più razionali, come ha già fatto Samsung. Però tipo la Samsung differenza dopo il boom tra... ha iniziato a fare molti meno dispositivi, se vi ricordate. Adesso sta un po' ricominciando a farlo perché ha visto che la concorrenza è agguerrita. Vai, Toras. No, che se non sbaglio, la Xiaomi dice di prendere solo il 5% di quanto lo vende. Mhm. Sì, E- confermo, non è che no. mi sono messo a parlare con il Cioè, presidente, però così ha comunicato. se tiene questo slogan per tutta la sua carriera, non è che può fare No, ma il dispositivi che... 5% sul costo del dispositivo, se tu nel costo ci metti il Ricavo netto, io marketing, se non erro era il ricavo netto, cioè in tasca a Mama Xiaomi entra il 5%, quello è il loro ricavo. Io adesso magari mi sbaglio. no, ma magari il ricavo è il 5% anche se tu fai la campagna marketing, è ovvio che ti sale il prezzo, Sì. il costo. E quindi... Però io vorrei dire una cosa, vorrei rispondere, non rispondere, vorrei dire qualcosa a Riccardo. Sono d'accordo con lui che più o meno è la strategia che aveva fatto Huawei, eccetera, eccetera, però è un po' diverso secondo me rispetto ad altri, per esempio OnePlus. Cioè, per esempio OnePlus ha tirato su l'asticella e basta, cioè si è focalizzata su dispositivi di fascia alta. Mentre c'è un bambino, in questo momento c'è un bambino tra noi, insomma. Vabbè, comunque si è focalizzata verso la fascia alta, dimenticando insomma la fascia medio-bassa, diciamo così, dalla quale era È partita. diventato For l'iPhone OnePlus di Android. X. Esatto, invece Xiaomi, io ripeto, non la voglio difendere che sono un fan come voi, però dico, secondo me ha detto, c'è uno spazio libero tra i super costosi, ok, io ce lo piazzo, lo fiondo, il mio flagship lo faccio diventare veramente costoso, perché sicuramente ci sarà una fascia, una fetta di acquirenti che lo compreranno, però nulla toglie che faccio anche il dispositivo da 130 euro, e l'ha fatto. Quindi diciamo che, come dice appunto Rick, cioè satura il più possibile, però non ha lasciato a mani vuote a nessuno. Quindi opinabile, ma ecco, ha fatto magari scalpore perché è stato il primo dispositivo dell'anno e sembra, ecco, 2020, coronavirus, Xiaomi, eccetera, eccetera, ma cos'è? Anzi, ma che, oh, cioè, ma che cazzo? E invece poi dopo ha dimostrato che era per tutti. Sì, certo. Bene, io direi di passare già al secondo argomento se qualcuno non ha altro da aggiungere, se no qua non finiamo più. Giusto che... Esatto, siamo a 40 minuti e poi facciamo, esatto. La puntata, la 0002, abbiamo uno sponsor. Ebbene sì, Esatto. ragazzi, finalmente abbiamo uno sponsor, siamo lieti di presentarvelo. Vai Dave con lo sponsor della puntata! Lo sponsor della puntata è Idraulica d'Arturo, dove ogni tubo è duro. E quindi vai con l'Inception Button. Vai Dave. Cantina da Narci, ogni sera ubriachi marci. Ringraziamo gli sponsor della puntata, naturalmente è una cosa tristissima per dire che non abbiamo sponsor e puzziamo di fame, però vabbè, insomma, se qualcuno vuole farci da sponsor, insomma, siamo ben lieti di dire qualche tipo, che ne so. Mi raccomando, la mia mail PayPal è Esatto. Va bene, detto questo andiamo sali da 100 euro in su, ovviamente. anche sali da bagno, qualsiasi cosa. Bene, il prossimo argomento sono le MiTV, quindi l'altro giorno, non mi ricordo che giorno è stato, 26. Il 26, bravo Dave, vedi che è un grande host, il mio collega, socio, amico, cugino. Ha presentato quindi Xiaomi in Italia le 4 MiTV, tutte col sistema operativo. Le 4 MiTV, è giusto, no? Si può dire in italiano, sì. Sì. Ok, sì. Android TV. No, sai cosa? Pensavo le 4S MiTV tipo, no? Che nerd che sei. Vabbè, era carino, dai, non era male.
Vabbè, dai, ti do un extra life. E quindi, insomma, ha presentato queste 4 TV, tutte con Android TV 9.0, dove insomma si può installare, anzi è già installato il Play Store, quindi ha presentato con Chromecast e tutto il resto, quindi ha presentato la 4S da 65 pollici, la 4S da 55 pollici, la 4S la smetto 43 pollici, la 4A da 32 pollici. No, te ne sei dimenticato. Ah no, le dette tutte. Le ho dette tutte, bro. No, non ho sentito 55, scusa. C'avevo un post-it qua, colca che mi freghi. Insomma, ha presentato tutte queste splendide TV, di cui appunto, ripeto, quindi se avete domande qui, oppure su Telegram, oppure seguiteci su Instagram. No, insomma, se avete domande fatelo pure, perché io ho avuto la 43 pollici. E niente, secondo me... no, ditemi voi. Vai. Partiamo da Andrea, che è il primo ospite nuovo della giornata. Bene, no scherzo, non ho detto niente, sarà offline. Bene, allora, vai Toraz. Io guardando la diretta non avevo Sì. ben capito che quella 32 pollici fosse un po' quella, cioè è molto diversa secondo me dalle altre 3. Sì, è proprio entry level, secondo me, sì. Esatto. A parte questo, che Entry sembrano level. essere un po' più chiari nella presentazione, come in tutte le presentazioni i prezzi secondo me sono molto onesti, fin troppo, anche perché per un 4K 400 euro per un 43 pollici. Guarda, io ti dico che ho preso il 55 al day one, allo stesso prezzo. Se non sbaglio gli hai anche offerto uno spritz a Lei Jun, il presidente, gli ha detto dai, costa troppo poco, vatti a prendere uno spritz, gli ha detto, se non sbaglio. Esatto. No, vabbè, premesso, ne ho approfittato perché sto cambiando casa e quindi mi serviva una TV e quindi ho visto l'offerta ghiotta e l'ho presa. Prima o poi una TV dovevo prenderla. Ecco perché abbiamo come sponsor l'idraulico. Bene, bene. Esatto. E ci inviti veramente all'inaugurazione della casa nuova? Per forza! Quando volete passate da Venezia e... Venezia. No, Mestre. Vai a vivere da solo o in compagnia? No, da solo. Condominio, giusto? Sì, condominio. Che stupido. Sono anch'io siete appartamento fatto. Quindi. Non si è sentito bene, ma penso che Andrea abbia detto che anche lui vive da solo nella stazione orbitante Mir, giusto? Hai detto Perché questo? non mi senti? Sto di mettere a posto. Allora, aspetta un attimo. È proprio stupido, rido delle mie battute. Vabbè, quindi tornando alle TV, io vi posso dire che le ho provate e devo dire la verità, si vedono molto bene. Io, premesso che appunto, ripeto, ho provato la 4S, che quindi non è come l'altra socia più scarsetta, diciamo, 4A. che però la 4A che ha come prezzo il prezzo 200 euro? 200 euro più uno spritz, giusto? Mi confermate? Esatto. 200 euro. Cioè ti costa meno del Redmi Note 9 Pro. Quindi ci sta che insomma abbia i suoi limiti, però effettivamente ti puoi comprare una TV per la tua cameretta, insomma, non so, veramente lo puoi mettere anche in garage quando tua moglie insomma ti ha cacciato di casa e devi dormire in macchina, cioè ci può stare, insomma, quindi esatto. Quindi direttamente come pannello per la TV, è presente la Tesla che hanno l'iPad praticamente. Sì. Lo metti lì. Gli metti 2 fascette, 2 rivetti e te lo metti sull'appunto, insomma, appunto smart. Appunto smart. Ti fai la mi punto. E quindi sì, ci sta, dai. E poi diventa puntami. Madonna, Dio. Vabbè, aspetta, metto A. Andiamo bene, proprio bene. Vabbè, e quindi cioè, onesto, se ti compri un Raspberry Pi... Che ho detto? Non dovevo dire così, cosa ho detto?
Questa è la nuova versione, ragazzi. Voi non ce l'avete, io l'ho avuta, io ce l'ho Vabbè, come siete duri. Comunque, va bene. Ti compri i Raspberry, ci metti poi dentro, cioè ti compri altri 200 euro di TV, praticamente ti sei fatto un sistema di sopravvivenza o... è vero, dai, cioè con 250 euro c'è un sistema all in one che puoi usare per chissà quali e quanti progetti, no? Ci può stare. Datemi conferma di questa cosa, se no mi uccido. Sì. Grazie. Grazie. In realtà ero io con un altro account che dicevo sì con una voce diversa, no, era Toras, grazie. Quindi insomma queste TV ci stanno, considerate che hanno una connettività da paura, cioè ripeto, io quello che ho provato erano con 3 porte HDMI, perché non voglio dire HDMI come dicono tutti. Io dico HDMI. Ma perché? Perché incominci in italiano e finisci in inglese? Vabbè, comunque, perché è più figo. HDMI, cioè ok. più English, più British. Figa, puoi mettere. Alla grande. Insomma, quindi poi c'è il jack, poi c'è il Chromecast che già insomma, giustifica anche in parte la sua spesa, cioè lo puoi utilizzare veramente come dispositivo solo per fare streaming dei telefoni, dei tablet. E poi la cosa che secondo me, e qui io ve la butto lì, perché io ho letto qualcuno che diceva, però se non sbaglio, adesso lo voglio anche citare, Ivan su Telegram del Mi Fan Club del Friuli Venezia Giulia, che diceva, vabbè, però mi compro a quel prezzo un Samsung QLED bubli bubla. Allora, io sono d'accordo se naturalmente tu stai cercando un QLED, che detto in questo modo non devo censurarlo. Greg non c'è bisogno che lo censuri. Quindi sì, hai ragione se vuoi un QLED, però se tu vuoi un dispositivo, una TV veramente smart, straconnessa con tutto, che abbia più o meno tutto, è diverso, cioè hai bisogno di prendere una Mi TV in questo modo, cioè di prendere questa TV. Calmati, Greg. Quindi io sto ancora aspettando i pro e i contro che mi hai detto. Guarda, te lo dico subito. Stiamo scambiando delle foto nude. La conclusione la trovi nella mia recensione, sto scherzando, no? La sto guardando adesso. Esatto, però dico grazie, però dico in fondo, dico proprio questo, cioè l'elasticità di questa TV è il suo più grande pregio, cioè un sistema Samsung, LG, quello che è un sistema chiuso, cioè un sistema operativo chiuso, al quale, no cavolo! Adesso faccio tipo il meme con Michael Scott che fa no God, no! No, nel senso, un secondo dico solo questo e poi ti lascio la brocca. Il fatto è quello, Samsung, LG, eccetera, eccetera, hanno dei sistemi chiusi dove tu puoi mettere le app che loro mettono nei loro app store e basta, non puoi fare altro. Qui invece tu hai un Android OS TV con la quale puoi installare qualsiasi app e non solo, qualsiasi APK. Sì, bene, anche quello col virus. Ti puoi mettere quello che vuoi. Puoi distruggerti casa, poi ti puoi fare male da solo, esatto come dice Rick, e basta. Cioè puoi fare quello che vuoi. Ed è un sistema aperto. È una cosa che è veramente vicina alla strategia e alla come dice, la filosofia Xiaomi di io te lo do così, scatola, cioè, come si dice, chiavi in mano, aperta. Però se vuoi ci puoi fare quello che vuoi e via. Tu mi dici che posso installare su Telegram su un prodotto, su un televisore Xiaomi, quindi? Allora, io adesso onestamente Telegram non l'ho provato, però ti posso dire che ho provato a installare un APK ti dico il primo esempio che mi viene in mente. Ho installato un benchmark, mi sembra era Antutu. Forse Antutu, sì, esatto. Non mi sto ricordando adesso che ho fatto una marea di prove su quella povera TV che ancora piange, è in un magazzino in questo momento in posizione fetale che piange. Veramente lo in tutti i possibili modi. Censuro? Dite? Vabbè, vediamo. Sì. Vabbè, la censura. Però poteva sembrare una cosa più volgare se la censuro. Va bene. Niente, quindi l'ho installato senza problemi. Adesso non so Telegram nello specifico, però anche perché sarebbe abbastanza difficile. No, forse con una tastiera poi... No, sì, io ho una tastiera Bluetooth e l'ho collegata.
No, la tastiera anch'io, cioè la tastiera veniva riconosciuta da solo senza nessun Perché problema. ti spiego, come hai detto te, io ho un Samsung, quindi non riesci ad inserire delle applicazioni, devi per forza fare quelle che vogliono loro. Quindi, Esatto. mi piace tantissimo il 65 pollice del Xiaomi, quindi sto cercando di valutare un attimo se posso indirizzarmi verso quel prodotto là per ulteriori cose. Tu sai che Quindi su tu Telegram... mi chiedevi proprio una cosa Sì, specifica per sì, quello. sì, così, o se Allora si può fare qualcosa. ti dico che, scusami se ti ho interrotto, Vai, ti vai, dico, vai. ti do ragione, cioè nel senso io nello specifico non l'ho provato proprio Telegram, però quando l'ho fatto io, ho fatto io il test, si poteva installare qualsiasi cosa. Però nulla toglie che magari in vista del lancio in Italia, in vista di chissà quale blocco per la comunità europea, non so, magari hanno fatto un aggiornamento software che hanno bloccato questa possibilità, ma ne sono quasi certo che non è così perché di fondo è un Android TV, quindi puoi installare quello che vuoi. Però c'è la limitazione per alcuni, che per alcuni è proprio Sì. una limitazione non da poco, che praticamente non c'ha Patchwall, no? L'interfaccia Xiaomi, il launcher insomma di Xiaomi per le TV. Ancora non è attivo in Italia, mentre è No, attivo il in Patchwell India. è attivo, io ce l'ho. Tu lo vedi, però non ti dà la possibilità di No, io usufruire. entro dentro, io c'ho due launcher. Sì, sì, Launcher di sì, lo Android TV stesso, guarda, più... anch'io. Però non ti dà la possibilità di sfruttare la piattaforma tipo alla Netflix maniera che ti fa vedere tipo dei film gratis. Cioè, è come se fosse ancora solo il launcher, no? In un certo senso, in questo Ok, momento, ok. ma non è ancora un'interfaccia totale, globale, come se fosse tipo quella di Google, insomma, no? Che invece ti permette di fare un po' tutto, di vedere tutto. Quindi vedrai il potenziamento memoria, pulitore, disinstallatore app, pulizia profonda, cioè tutti le varie feature del launcher, ma non ancora Patchwall come intrattenimento, ecco. Ok. Io questa cosa non ho capito perché mettere due launcher di sistema all'interno della TV. Cioè... Perché Xiaomi fa confusione? No, scherzo, mamma Xiaomi ti voglio bene, non mi abbandonare. No, scherzo, no, perché semplicemente, no, in realtà penso che sia una cosa carina, perché ti dice, io ti posso dare il launcher stock, così come previsto per Android TV, ma ti posso dare anche il mio launcher personale e quindi puoi sfruttare quello, no? E niente, quindi... Però certe volte una soluzione semplice, mica, cioè una soluzione non è meglio di avere due o più soluzioni, cioè due launcher, anche io li vedo un po' troppo in più, ne hai uno e sei a posto, secondo me. Esatto. Però questo che dite voi è un po' l'idea e filosofia, ecco adesso qua parte subito tutti quanti si girano. Apple, sì, dai, di quello là tu non devi fare altro se non quello che ti dico io, fatto bene, però come te lo dico io. E alla fine se tu stai parlando di Android TV, vuoi avere anche la possibilità, vuoi un Andrea che si mette Telegram. Quindi il gioco... Sì, no, vabbè, ma certo, ma tu puoi dare la possibilità magari di installarti un launcher di sistema con sul cellulare e utilizzare solo quello, sovrapponendolo a... cioè in sostituzione di... Sì. Nel momento in cui ti stufi, lo elimini e ritorni di nuovo con lo stock. Cioè... Però attenzione, non è che non è come il telefono, non è che se metti uno è necessario utilizzare sempre quello. Ci sono due tastini, ci sono due tastini, sì, se premi certo, uno certo, c'hai uno, se premi l'altro c'hai l'altro. Ma era più, secondo me, era più semplice, mettiamolo così, per l'utente medio. Guarda, vuoi utilizzare Patchwall o Android Stock? Utilizzi Android Stock, avrai solo il launcher di Android TV, solo quello. Un po' come fai con gli smartphone che gli dici qual è il launcher di default. Esatto, e scegli quello. Nel momento in cui ti stufi, magari sei su Play Store, qualcun altro, violando la privacy di quello che cerchi su YouTube, ti fa un launcher di sistema per Android TV e installarti quello, sei liberissimo di farlo. Però adesso guarda, veramente non sto giustificando e non... però sì. Nel senso, però, sai cos'è che c'è di diverso sta TV rispetto agli smartphone? Che non c'è un vero e proprio sistema operativo che ti fa seguire tutto. Cioè, come se fossero tutte le applicazioni già attive, sto facendo un'analogia, cioè sto cercando di spiegare.
sono come se fossero tutte le applicazioni già attive e tu in base al tasto che premi usufruisci come si dice, dell'esperienza. Quindi se tu premi, schiacci il pulsante TV e spegni e accendi la TV o usi solo quella e basta perché c'è tua zia che usa solo la TV per quello, vedrà solo quello. Nel momento in cui schiaccia il pulsante, che ne so, Patchwall o il pulsante Google, cioè sarà diverso, c'è tutto lì. Quindi non è che il launcher poi ti fa avere un'esperienza utente diversa, cioè sarà No, sempre... no, certo, però per dirti io, se premi 2 volte indietro dal Patchwell vai al launcher di sistema stock, Sì, sì, però capito? lui te lo dice se non erro, dice questo non è il launcher Non lo so predefinito, mi sembra. perché non lo so. No, no, non te lo dice, non mi pare di no. Perché se torni indietro, ti torni indietro fino. Perché lui è come se uscisse in un certo senso, però. Esatto, uscisse dall'app Patchwell. Tra l'altro, se Sì. vuoi farci, ci devi fare uno sponsor. Ah no, a meno che c'è Andrea che vuole dire una cosa intelligente rispetto a noi. Tra me e Torasi diciamo cazzate. Beh, Anche intanto Ricky, che ha però- parlato poco. No, intanto posso metterlo comunque in mezzo che si possono usufruire di tutti gli sconti, basta andare sul sito mi.com e trovi tutte le news relative al mondo Xiaomi. Esatto, come da tradizione Torasi deve fare la nostra valletta. Infatti prima quando avete presentato gli sponsor ci sono rimasto un po' male io. E questa è colpa di Greg. Greg mi fa in privato: oh Dave, dobbiamo trovare qualche sponsor carino così, come se fossimo sponsorizzati, ma in realtà siamo solo dei prendere. È vero, mi sono Quindi te la dimenticato devi di prendere, Torasi. con Greg, non con me. No, perché in realtà Toraz deve fare solo il lancio della community. Quindi ricordaci, Toraz, ok. qual è il link per la community. Dai, vai. Se vuoi far parte della community più grande e più bella del mondo, entra a far parte di c.me.com e troverai tutte le informazioni relative alla community di Xiaomi. Mamma mia! Extra life! Però Meraviglioso, ragazzi! dovremmo trovare un suono per la... Bravi da me. Dovremmo trovare un suono per la soundbar tipo momento spot. Presente quando su TG24 partiva lo spot del Covid? Ah, ok. Guarda, sai cosa? Io ce n'ho uno, ce l'ho già. Almeno credevo di averlo. Non ce l'ho. E le pezze. C'avevo la intro di Pornhub. Sai quando fa? Ti do un'altra Perché- intro se si può, chat Turbo 8. E qua chi ride va bene. Sto guardando, per il momento sul mercato italiano è arrivata solo il 43, fino al 55, non il massimale, il 65. No, No, sono ti state dico, guarda, lanciate tutte qua. No, vai Dave, vai. No, ti dico che io ho preso adesso non so quanto il tuo soggiorno sia grande o eccetera eccetera, però il 55, guarda, secondo me cioè, va Verità? bene, secondo me. Sì, no, il 55 ti dico, si vede, stiamo comunque parlando di TV da 400-500 euro, non è che stiamo parlando di TV che costano 1000, Sì, sì. comunque una risoluzione per vedere si vede bene, cioè, se prendi il 65 sappi che la distanza deve essere almeno 2 metri dal TV, Sì, 2 metri ci e sto. mezzo. No, capito. Dipende poi sempre l'utilizzo che vuoi fare. Io principalmente ci guarderò serie TV là sopra, sarà credo siano 2 ore al giorno. Bruciate Quindi- tutte in questo periodo della serie TV. Ma ci No, starei però molto davanti alla TV, Dave? Io no, io 2 ore al giorno, sì e no. Era tutto uno scusa per fare partire i violini tristi. No. No, comunque No, è uscita però- la 65 pollici. Sì, sì, giusto? ma non... Sì, è uscita. Sì, Poi magari- dico, cosa- devi fare sempre l'utilizzo che ne devi fare. Quanto conviene spendere effettivamente così una cifra? Perché comunque stiamo parlando di 700 euro per le 65, Sì, sì, stiamo sì. parlando magari di 400. L'hai pagata a 4,99 tu, giusto, vero? No, io 3,99. Perché era 99. Day One avevano fatto 100 euro di però differenza. comunque La promozione Sì, che diceva comunque Toraso. Esatto. però comunque siamo sempre lì, vedi quanto effettivamente quei 200 euro in più possono fare comodo su una TV da 65 anziché 55. Tutto lì.
Ho una domanda, Dave. Però scusa, posso Sì. dire una cosa prima? Sì. Onestamente sui 65 pollici, secondo me, come disse lei, se è più grande non è male. Cioè, insomma... No, beh, Era... certo. No, però No, effettivamente se è beh, più certo che più grande... grande è, meglio se- è. Però... Disse lei, no? Giusto? Sì, ok. Lei. Ma sì, dai, facciamo anche un po' di sessismo, mancava oggi qualcosa. Però ti dico, quanto quei 200 euro in più valgono su un 65? Non dico... Poi è vero che comunque a 700 euro magari uno si può prendere il QLED e hai un... No, però voglio dire, se effettivamente, come diceva Ivan sul gruppo di MFC Friuli Venezia Giulia, che magari con 700 euro ti puoi prendere un QLED, con un QLED hai veramente una risoluzione, cioè, partiamo che c'è LED, QLED e OLED. Gli OLED veramente costano tantissimo. Sì, però considera che magari poi tu alla fine te lo vedi con Netflix con l'abbonamento Sì, base che sei a 1080 e poi magari, che ne so, ti sei tolto tutto un altro tipo di esperienza magari multimediale, eccetera, eccetera. È un po' come forse per il Mi 10 e gli altri dispositivi, no? Cioè nel senso sono quei soldi in più, quelle 200 euro in più che per alcuni sono ingiustificabili, per altri fa, No, bro, beh, certo, c'ho 10 ripeto, pollici in più, dai! Dipende, ma che... No, vabbè, ma magari che ripeto, con questi 700 euro ti può venire qualcosa di qualitativamente Boh, poi ti migliore a livello censuro perché hai visivo. detto una cosa impropria. Cos'è che è? No, scherzo. No, capito, se siamo lì, cioè... Non lo so. Bravo, non lo so. Allora, facciamo fare La domanda. La Quindi domanda io per taglierei Asia e tipo poi... io taglierei gli ultimi 5 minuti E poi della mia Ricky, perché parlata. veramente ha parlato poco, voglio la sua No, la mia era personale... solo una Vai. domanda tecnica, se c'aveva l'HDR anche il 55 pollici. Sì, dovrebbe avercelo l'HDR il 55 pollici, se non vado Ok, errato. grazie mille, arrivederci. Arrivederci. Lo scontrino alla cassa, grazie, buonasera. Aspetta, ma guarda che non ne sono sicuro, però mi pare Stando che veramente... Ma scusa, prendi un'accetta, aprila e vedi se dentro c'è l'HDR, no? Cavolo. Allora, visto che stiamo parlando di TV, secondo voi arriveranno a fare dei monitor a livello PC, gaming, oppure si fermeranno a fare televisori? Hanno già fatto un monitor, se non sbaglio. Sì, no. Sta roba. Era Metal Gear Solid, l'allert, tranquillo. No, perché sarebbe male, prenderebbero una buona faccia, se fanno qualcosa di buono come stanno facendo, prenderebbero una buona fascia di mercato anche su questo. Beh, se Perché non sbaglio, proprio Redmi ha ufficializzato, insomma, che... O l'hanno già presentati, non so che ci sono Sì, dei... hanno detto che uscirà un monitor. Esatto, non so se da gaming, quindi con un refresh rate tipo alto, però insomma, 144 per ora è il monitor che va alla maggiore per quanto riguarda il gioco online, perché vero, qua noi abbiamo un gamer, un professional, un e-gamer. Se vuoi ti do il sito. No, sto giocando su 75, quindi va bene lo stesso. No, sai, i giocatori, ci sono ragazzini che hanno le mani a 13 anni, 14, che non pensi neanche, ti fanno di quelle cose che non riesci a capire. Ma ti faccio una domanda io, se mi posso permettere. Vai. Cioè, effettivamente è riconosciuto dall'UNESCO, cioè che i ragazzini sono più in gamba di noi vecchi, no? Tu effettivamente vedi questa differenza oppure la maturità, il tuo Alzheimer galoppante comunque riesce a fare qualcosa in più rispetto ai ragazzini? Cioè, si vede la differenza. Allora, se stai sempre almeno 2 ore al giorno a giocare, cosa riesci a fare? Non fai i fight che ti portano alla vittoria, però riesci a portare qualcosa del tuo che hai sempre. Naturalmente io ti dico, ho 56 anni, quindi e quindi la mia lentezza è dovuta, si vede nel gioco. I ragazzini dai 14 ai 18, ai 20 anche, hanno veramente una velocità di esecuzione doppia, tripla, li vedi giocare. Poi c'è chi usa anche la testa, gioca, quindi pensa, lavora. La strategia, insomma, non c'è solo il...
C'è la solo velocità questo. o i riflessi, c'è anche un po' di strategia. Ma ti porto ad esempio una Portami uno persona. spritz. No, scherzo. Volentieri, guarda, speriamo di trovarci. Faccio un esempio di un ragazzino che ha cominciato a 16 anni a giocare, è un norvegese, è in gergo Pengu, si chiama come il nome d'arte. Come i modi di Ikea. Sì. Okay. E lui ha cominciato a 16 anni dicendo a sua madre, lo racconta sempre, mamma io smetto di studiare perché vorrei giocare ai videogiochi. Insomma mi fa, sei bravo? E fa, me la cavo. L'anno dopo ha preso circa 200.000 euro in premi. E, per capirsi, è uno dei primi giocatori al mondo, ha vinto 5 campionati mondiali in questi anni, li ha vinti quasi tutti, 4 sì, mondiali, fanno i mondiali una volta a febbraio in Canada e quindi li ha vinti col suo team. Mi ricorda la mia vita. Sì, ma è molto cambiato il 100.000 videogioco. non l'ho mai visto. I FPS sono molto cambiati a livello strategico. Cioè, quindi non c'è più mamma voglio fare l'influencer, ma mamma voglio fare l'e-gamer, giusto? Adesso sta arrivando un nuovo gioco che si chiama Valorant, non so se ne avete sentito. Sì, Certo. l'ho sentito. È un FPS e sta andando alla maggiore, quindi stiamo anche noi cercando di aprire tutte quanto quelle che riguarda i videogiochi. Allora io volevo Anche dire due verso questo cose, settore. se posso. Prendo un attimo la parola. Una è perché quando hai detto la mamma di questo ragazzino norvegese, noi subito abbiamo immaginato cose sporchissime nel nostro cervello. Tipo la leotta norvegese. Esatto, una leotta norvegese. Almeno io ho fatto questo. Zaniolo, e chi segue il calcio sa di cosa parlo. Esatto. Sono perso. Zaniolo. Ok, ho già capito. Ok, e quindi ci siamo capiti. E poi dopo, raga, veramente un plauso potentissimo al nostro amico Andrea, cioè SealGame.igp, cioè 56 anni, cioè sembri uno smilzo che parla di... No, ti faccio i complimenti, bravo. Gaga mi conosce, tra l'altro sono andato a provare il monopattino. No, bravo, complimenti. Sono arrivato un'ora prima. Dai, grandi, veramente, bravo, complimenti. Anche perché così mi sento meno vecchio io. No, scherzo. Detto questo, io volevo sentire un attimo Ricky di qualcosa. Io tipo non mi hai fatto un cavolo. Stavo guardando dove andare martedì in montagna. Ah, vabbè, ma fatti è fuori tuoi, sai? Cioè, non so, lavati la macchina mentre che noi parliamo, cioè, non lo so. Porto anche la mia se vuoi. No, Ricky, qualcosa sulle TV? Cioè, sei interessato, ti piace, non ti piace? Sei d'accordo? Io non sono un grande amante di TV, nel senso... Ma neanche io sono amante della TV, l'ho preso solo per guardarci serie TV. Hai capito? Netflix e Prime Video, fine. In camera mia, a casa, tra virgolette, la TV l'ho usata un po' questi 2 giorni perché avendo Disney Plus a casa ci siamo guardati ieri sera Ratatouille e dopo pranzo ci siamo sparati un documentario con Gordon Ramsay che andava in Perù, quindi wow. Delirio puro. Vedere quello sugli animali devi vedere su Disney Channel. Comunque, piccola parentesi, non so se avete visto The Mandalorian, è fantastico veramente. Cioè, lo sto guardando. No spoiler. Allora c'è lui che... Esatto. Ok, sì, effettivamente per un ragazzo che vive nella sua camera ci sta che la TV non sia il fulcro, soprattutto nel 2020, insomma. No? Ma tu la utilizzeresti una TV come monitor oppure... No. Va bene. Non va bene. È a 60 Hz e ha dei frame diversi. Esatto. Quindi neanche tipo, che ne so, faccio un esempio, una TV monitor per utilizzarla, che ne so, per la navigazione web e un monitor magari... Mai. Anche per... se tu mi dici con quel monitor guardi solo video, ok, ma già lì sarei un po' dubbioso perché su YouTube ci sono i video a 60 fps, magari con... E quindi non è detto che li vedi del tutto. Però lo scrolling 30 fps... Refresh. Una pagina web a 30 fps.
Il Raspberry di prima, o il Raspberry Pi Pi, come ho detto Pi Pi. io. Farò un copyright su questa cosa. Va bene. Stiamo andando così alla grande. Perché il mercato... Perché mi devi sforare l'ora e 14 di puntata? No, vabbè. dimmi. No, Scherzo. niente, sto pensando che ci danno le cose con il contagocce. Perché? Adesso sono arrivato il telefono, è arrivata la TV, mentre dall'altra parte hanno già tutto quanto delle cose che noi vorremmo avere, capito com'è? Ah, cioè tu dici perché in Cina escono prima rispetto... prima- Allora, su questo ti posso rispondere io, se mi permettete, perché ho sentito questa domanda barra risposta tempo fa, così in assoluto è marketing, no? Perché prima esce in Cina, viene fatto insomma il test sul mercato cinese, poi dopo si vede come potrebbe andare nel mercato indiano, esatto, poi nel mercato europeo e poi nel mercato globale, no? Insomma totale. Però a parte questo, noi in Europa abbiamo tante restrizioni e tante leggi, tante regole che devono essere rispettate, che non è possibile utilizzare certi dispositivi subito qui, come dice, al day one nella comunità europea. Spero di essermi spiegato. Comunque, insomma, sì. Quindi praticamente ti faccio un esempio che non è, ok? Però mi sta venendo questo. Immagina il cuociriso Xiaomi, che magari in Cina te lo fanno oggi e te lo vendono domani, in Europa deve rispettare, deve avere un limitatore che non si sa mai supera tot di temperatura, deve andare in protezione perché magari il classico bambino norvegese con la mamma che lo guarda, infila la testa dentro e quindi potrebbe morire, insomma. Ci sono tanti limiti che devono essere superati. Poi ti faccio un esempio anche per esempio quindi con i livelli SAR che devono essere più bassi, devono essere sotto un certo livello, poi che ne so, ci sono tanti, ecco, per esempio con il GDPR alcune informazioni che sono necessarie, che devono essere memorizzate nei server Xiaomi, non possono essere utilizzati in Europa perché devono seguire appunto il GDPR rispetto magari ai dispositivi cinesi che memorizzano tante informazioni. Non sto parlando senza cose strane, sto parlando di cose banali come un cookie, che magari nei server cinesi vengono salvati senza problemi perché non ci sono legiferazioni specifiche. Ecco, quindi ci sono tipo dei tempi più lunghi proprio per uniformarsi a certe leggi. Sono stato bravo, dai, alla fine. Molto chiaro. Più o meno. Sono andato un pochino però alla fine... Sì. Va bene. Quindi siamo al minuto e 17 portasfighe, quindi continuo a parlare fino a quando non arriviamo al minuto e 18, eccolo qua. Quindi siamo abbastanza ok. Diciamo che la puntata è andata bene? Sì. Cosa? No, era un raspberry. Va bene. Allora, finiamo qua la puntata, ragazzi, siete d'accordo? Perché sennò poi montandola, insomma, sarà un macello. Va benissimo. Sì, sì. Allora, mi ha fatto piacere sentire per la prima volta SirGame.igp, Andrea, l'e-gamer più maturo d'Italia. No, non lo so se è più maturo d'Italia, però insomma. Ci sta. Mi ha fatto piacerissimo sentire Rick99, anche se aveva problemi proprio alla fine li ha risolti. Sì, li ha risolti, diciamo così. Va bene, poi mi ha fatto piacerissimo sentire la nostra valletta più amata, Toraz. Vorrei salutare Diletta Leotta, se si può. E salutiamo tutti, quindi Diletta Leotta. E poi infine passo la brocca al mio socio, collega, amico, cugino, fratello, nonché mangiatore e raccoglitore di ciliegie, condivisore di cestino di ciliegie, Dave. Sì, bellissimo quella giornata su per i colli. Quando eravamo nudi sui colli. Esatto, io e te, mano nella mano, per non dire altro. Colli friulani. Censurerei, arrivato a questo punto, grazie. Ok.
Va bene, dai, ti è piaciuta all'epoca la via arte, dai, ti sei divertito. Sì, sono divertito. Va bene. Bene, Esatto. quindi grazie a tutti. Forse magari Dave ci vuole salutare con l'ultimo sponsor. Esatto, volevo dirvi che è arrivata uno sponsor all'ultimo momento e si chiama Ristorante da Toni, dove siamo tutti buoni. E ho fatto il dialetto veneziano. Doc. Che vergogna. Va bene. Esatto. Grazie ragazzi, grazie di tutto. Grazie a voi. Ci sentiamo. Grazie a voi. Ciao, Ciao, buona ciao, giornata. ciao, Alla prossima, buona settimana.